Presidente, come lei sa benissimo, gli interventi sull'ordine dei lavori hanno la precedenza sulla questione principale, come previsto dall'articolo 99,1. Quindi ritengo che non sia stato corretto non concedermi il diritto a intervenire, come previsto dal regolamento. Non mi piace essere presa in giro. Punto secondo: se c'è un consigliere che svolge un'interrogazione in aula a un assessore, non può essere quel consigliere oggetto di continue provocazioni da parte dell'assessore Donazzà, come tutti gli altri assessori che aspettano pazientemente e giustamente che il consigliere svolga la propria interrogazione. È inaccettabile il comportamento dell'assessore Donazzà. Vero che è qua da 20 anni e pensa di essere la padrona, ma dentro quest'Aula ci sono degli obblighi ai quali si deve attenere. Ovviamente esprimo la solidarietà alla capogruppo Stanel per l'atteggiamento volgare e provocatorio dell'assessore Donazzano, e mi aspetto, se lei davvero vuole tutelare la dignità di questo Consiglio, un richiamo formale all'assessore, che mentre l'interrogante esponeva il testo dell'interrogazione, di cui ero cofirmataria, per questo mi permetto di intervenire, l'assessore chiacchierava amabilmente con un consigliere del proprio gruppo, ha letto la risposta con sufficienza, e mentre la consigliera con educazione, come previsto dal regolamento, replicava alla risposta dell'assessore, questa prende e se ne va come se fosse la padrona dentro questo Consiglio regionale. Io credo che noi dovremmo pretendere dagli assessori, che vengono qui con il dovere di rendicontarci come si comportano, un minimo di rispetto per questa istituzione.